Oh. Yeah. Si reppe in merda. Mi piace il panini, maionese e ketchup, ma la cosa importante è che c'è il salsicciotto. O salsiccio Justel, come cazzo si chiama. Io vado a impazzire per lodo. Sto tutto raffreddato, perciò dico oh no e no, oh no. Hai capito? Sì, dicevo oh no, perché è successo un fatto drammatico. Praticamente che è successo? È morto cane. Che tristezza, per favore vai via. Vai, riportiamo la felicità nel mondo con una barzelletta, per dimenticare la dipartita del cane, porca paletta. Yeah. Allora, un uomo entra in un caffè. Splash. Oh no, è pure il sacco che da morto. E il barista gli dice: signor, ma volete smettere di entrare e buttarmi dentro l'acqua calda delle tazzine? Io lo dico proprio che le bollette pistionate. Ah, ok, allora cambio la battuta. Allora, un uomo entra in un caffè. Buongiorno. Tenne che la voce a fratero cazzo, perché è un signore molto educato, ha fatto le scuole dalle suore. È il classico vicino che saluta sempre e poi ti mette il veleno nella ciotola del cane perché abbaia di notte, che tu ti svegli il giorno dopo e dici oh no, è morto cane. Buongiorno. La Davide, basta con sto cane morto, la tristezza non mi passa più. Allora cambio. Allora, un uomo entra in un caffè. Buongiorno. Cioè ci prova, tipo contorsionista, ma piglia sta tazzina e non c'entra manco il naso, figuriamoci tutto il corpo. E la gente lo guarda e pensa ma chi stai proprio cazzo? Ma è chiaro che non ci può trasillo che dire. A volte la capa è proprio una spoglia di cipolla. fino a quando non scoppia la normalità e tutto segue una sua logica. E cioè che un uomo entra in un caffè e non c'è niente di strano, perché tutti gli altri clienti e il resto del mondo lo sanno che un bar si può chiamare pure caffè, e quindi sciolto, tranquillo, aiuto. Solo che così la barzelletta finisce con sguardi allibiti, tutti iniziano a mormoreare. Ma che barzelletta? Ma che trovate? Arretira! Eccetera. 3 eccetera, solitamente se ne mettono 2. Quando poi, vedi, io volevo solo strapparvi una risata, e sinceramente non mi piace questo atteggiamento sempre critico. Tu dove ti giri c'è sempre la gente critica. La prossima volta me ne vado a X Factor. Dove me ne vado? A X Factor e vinco, così mi abbusco i soldi e non mi interessa più se la gente mi apprezza o no, perché tanto coi soldi io mi compro 2 o 3 schiavi che vengono loro da me e mi chiedono di raccontare quella barzelletta del caffè. Come entra in un caffè? Flash. E loro lo sai che succede? Che ridono sicuro, perché io li pago. E poi vedi se ridono, lo sai perché ridono? Perché io li pago. Mo' devo mettere una chiosa. Cioè, quelli soldi non faranno la felicità, ma fanno le risate degli schiavi. Una risata 2 euro, 2 risate 3 euro e 20 centesimi. Quindi c'è lo sconto. Più risate compri e meno le paghi, quindi conviene. Signor, lei è bravissimo a raccontare barzelletta. Sto pure. Oh no! È morto pure lo schiavo. Dopo il cane pure lo schiavo muore, mi abbandonano tutti quanti, sono solo. E visto che sono solo, ne approfitto per dare un'ultima morale di tutta la canzone. Cioè, quelli soldi sono importanti, fanno ridere la gente, che ridono perché li paghi, mica perché sono felici. E quindi i soldi non faranno la felicità, ma almeno quando tieni fame puoi sempre scendere e ti vai a comprare, lo sai che cosa? Te lo dico io, lo sai che cosa? Un grande hot dog! È morto cane.